Ben ritrovati per una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Daremo voce alle imprese della Marca, parleremo anche di istruzione, di sanità, di agricoltura, ma vogliamo cominciare dall'assemblea di Confindustria Veneto Est che si è svolta in queste ore. Il servizio. Inizia con un minuto di rumore in ricordo di Giulia Cecchettin, la prima assemblea congiunta di Confindustria Veneto Est, che lancia un messaggio chiaro ed univoco, ovvero bisogna agire insieme. Un messaggio che invita a collaborare, questo è anche il titolo dell'assemblea, che ha messo l'accento su 3 grandi sfide contemporanee. 3 idee motrici che partono senz'altro dal capitale umano in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi, poi il mondo del lavoro, un mondo del lavoro che continua a cambiare e quindi su questo dobbiamo continuare a formare la nostra forza lavoro. E in ultimo la casa che vuole essere un asset fondamentale per il nostro territorio, per i nostri lavoratori, per i nostri studenti. L'aspetto è chiave che il territorio e le istituzioni devono essere complementari alla crescita. Firmato in questa occasione un protocollo con la Regione per dare il via ad un programma di azioni congiunte. Confindustria e Regione del Veneto stabiliscono dei punti sui quali lavorare assieme. Alla luce del fatto che mancano lavoratori, per avere i lavoratori bisogna farli venire da fuori e bisogna creare le condizioni affinché riescano a stabilirsi qui economicamente in maniera vantaggiosa o quantomeno sostenibile. Dall'altro però questo accordo prevede anche altre collaborazioni rispetto alle infrastrutture, all'attrattività, quindi al dare al Veneto, continuare a dare al Veneto questo standing internazionale in maniera tale che possa essere sempre attrattivo anche rispetto ai capitali stranieri. Tuttavia, nonostante un contesto internazionale fragile e incerto, il Veneto rimane uno dei territori la cui economia si è ripresa più vigorosamente dopo la pandemia e, stando alle previsioni per il 2024, resterà tra i più performanti. Rimane però prioritaria la messa a terra di più investimenti per le infrastrutture e per politiche energetiche che puntino all'autosufficienza. Cruciale è anche la formazione per contrastare la carenza di manodopera che attraversa tutto il paese. Dal prossimo anno sarà attivo il liceo del Made in Italy, che è istituito col disegno di legge in corso di approvazione in Parlamento. Un liceo del Made in Italy già nell'anno scolastico 2024-2025 in ogni principale distretto industriale italiano per formare le competenze che servono alle filiere strategiche del nostro Made in Italy. E insieme la riforma degli ITS che col ministro Valditara stiamo definendo, perché bisogna che i nostri ragazzi siano formati alle professioni e ai mestieri che servono e devono anche abituarsi al fatto che, come accade in Germania, in Svizzera, in Francia, andare in un istituto professionale, un istituto tecnico è un onore, non una mortificazione.